Benvenute e benvenuti al Festival Collegamenti, il festival che incrocia i saperi. Il tema di oggi è globalizzazione, digitalizzazione e lavoro. E proprio perché incrociamo i saperi, ne parleremo con esperti di diverse discipline. Presento intanto i nostri ospiti. Io, in quanto Uniud, farò la padrona di casa. I nostri ospiti sono il professor Pier Giorgio Ardeni, che è professore ordinario nell'Università di Bologna ed è docente di Economia dello Sviluppo ed Economia dello Sviluppo Internazionale. E la professoressa Teresa Numerico, associata nell'Università di Roma III, docente di Logica e Filosofia della Scienza. Io oggi cercherò di presentare e far dialogare i nostri ospiti dando il mio apporto in quanto giuslavorista dell'Università di Udine. Abbiamo scelto tre parole piuttosto pesanti, dense, evocative, quindi globalizzazione, digitalizzazione e lavoro. Potremmo parlare a lungo di queste tre tematiche. Stasera vogliamo proprio collegare queste tre parole, quindi collegare i saperi. Quindi parto, soltanto introducendo questo amplissimo tema, parto da alcune brevissime considerazioni. Ma la considerazione che voglio innanzitutto esporvi è che, come ci si rende conto, per chiunque di noi partecipi un po' delle cose che succedono, che viviamo in un momento storico molto caratterizzato da disorientamento, disillusione, sentimenti che sono diventati non soltanto espressi individualmente, ma sono diventati collettivi, sistemici, quindi un disorientamento generalizzato, che poi spesso viene interpretato, come stiamo verificando, anche da movimenti e partiti politici in vario modo. Questo perché fenomeni che in passato sono stati considerati con fiducia, ottimismo, penso a globalizzazione, a digitalizzazione, ma anche a lavoro, vengono vissuti adesso sempre in maniera più diffusa, con non soltanto spirito critico, ma direi proprio timore, quasi una chiusura. Addirittura emergendo dei tentativi di contrastare processi ormai in atto e in parte anche irreversibili. Prendiamo la parola globalizzazione. Ormai contro la globalizzazione si sente diffusamente parlare. Notiamo queste tendenze protezionistiche, la tendenza di chiuderci invece che di aprirci. Si parla molto di glocal, invocando quasi più la dimensione locale o comunque questa interazione tra il globale e il locale. Ci sono spinte quasi autarchiche in determinati momenti, anche se secondo me è molto difficile tornare indietro. In ogni caso, l'autarchia, abbiamo visto anche durante la pandemia, essere qualcosa che ci mette davvero in crisi come società, come comunità e come economia. E poi la rivoluzione digitale. Dopo grande ottimismo, adesso si ragiona molto degli effetti negativi, degli effetti boomerang, l'internet delle cose, l'interconnessione, la rivoluzione biotech porta ormai a riflettere quasi più sui lati positivi, sui lati negativi che sui lati positivi, nonostante noi ormai siamo sostanzialmente dipendenti, davvero dipendenti dalle tecnologie. La nostra vita è costantemente collegata a un dispositivo. Stanno emergendo nuove questioni, importanti questioni, che intrecciano questi fenomeni. Ormai la parola sostenibilità è quasi abusata e si parla di sostenibilità dei nostri sistemi economici, dei nostri sistemi sociali e in sostanza si mettono molto ormai in discussione, in crisi, quei modelli di sviluppo che abbiamo realizzato nel corso del tempo, in particolare in Europa, nel mondo occidentale, quindi si mettono in discussione questi grandi concetti che poi abbiamo tradotto in pratica, liberalismo, capitalismo. Parliamo di sostenibilità ambientale, intrecciata alla sostenibilità economica, alla sostenibilità sociale
e io direi anche alla sostenibilità umana. Chiaramente i grandi fenomeni che attraversano la nostra epoca sono caratterizzati effettivamente da una ormai proiezione che è un po' catastrofica. Si parla di catastrofe ecologica, si parla di pessimismo alla fine di questa rivoluzione digitale o comunque tecnologica, e poi abbiamo fenomeni molto concreti che ormai in Italia stiamo toccando con mano, che ci stanno portando effettivamente a riflettere su quello che sta accadendo e in particolare sulla nostra decrescita. Penso alle sfide demografiche, penso all'invecchiamento della popolazione, in particolare italiana e comunque europea, le aspettative di vita che sono sempre più lunghe e alle differenze all'interno del pianeta. Un pianeta che dai demografi è stato definito pianeta stretto, perché c'è quasi una sovrappopolazione, ma che viceversa nel nostro paese, l'Italia, e nel nostro mondo europeo, in realtà è diventato un pianeta che non cresce più, non si fanno più figli. E tutto questo poi ha delle ricadute, dei rischi molto forti sui nostri sistemi di welfare in prima battuta. In Italia, in Europa, ormai abbiamo raggiunto un livello di crisi proprio del sistema di welfare. Si ragiona di insostenibilità del welfare, il welfare che abbiamo conosciuto e che abbiamo costruito nel corso del Novecento. I sistemi di welfare europeo sono quelli che ci hanno garantito un certo benessere, un certo modo di vivere, hanno consentito di livellare le diseguaglianze, cosa che in altri paesi invece nel mondo non c'è stato, non esistono. Però i nostri sistemi di welfare costano tanto e si fondano su una concezione del lavoro che è una concezione novecentesca. Si fondano sulle tasse e i contributi che devono essere versati dai lavoratori e quindi naturalmente in una proiezione in cui con questo intrecciarsi di fenomeni, globalizzazione, rivoluzione digitale, modifica dei processi produttivi e delle società, denatalità, mettono in crisi proprio le radici del nostro welfare. Quindi il lavoro sta cambiando già da anni e cambierà ancora, i mercati del lavoro stanno cambiando ad una velocità inedita rispetto al passato. Forse questa è proprio la grandissima novità. Abbiamo i cambiamenti sempre più veloci che ci paiono quasi inarrestabili e ci sembra che poi i governi, i legislatori non siano in grado di governarli. Cambiare è qualcosa di impegnativo, ci vogliono delle idee, delle visioni, e noi intanto di questo parleremo stasera con i nostri ospiti, per avere delle suggestioni, per intrecciare i nostri saperi e per capire le diverse posizioni e interpretazioni. Innanzitutto io voglio porre quindi la prima domanda a Pier Giorgio Ardeni, perché vorrei partire subito dalla prima parola che abbiamo scelto nel titolo, che ci apre e ci proietta verso il fuori. E quindi che cosa intende Pier Giorgio Ardeni con la parola globalizzazione, ma anche che cosa si intende per deglobalizzazione? Bene, grazie anche dell'invito a questa stimolante chiacchierata interdisciplinare, perché in effetti uno dei problemi del dibattito culturale oggi è che è molto settorializzato. Gli economisti parlano con gli economisti, i filosofi parlano con i filosofi e non ci si parla. Allora, globalizzazione. È un termine che hanno inventato gli americani, global, ma global vuol dire un'altra cosa. Infatti i francesi più giustamente parlano di mondialisation, perché questo vuol dire globalizzazione, che la struttura, perché è un termine che nasce tecnicamente dal fatto che la struttura della produzione
ogni processo produttivo prevede delle componenti, delle materie prime che vengono poi elaborate. Pensate, per fare un'automobile quante componenti diverse ci sono, dal metallo originario, dalle plastiche originarie fino al prodotto finale. Ecco, questo processo era già nel corso del Novecento stato disarticolato. Un tempo la Ford del mitico Henry Ford era una fabbrica che faceva tutto, dalle componenti iniziali fino all'automobile finale. Il processo si è sempre di più frammentato, ma nel senso che diverse imprese contribuivano alla produzione di diverse componenti, fino a che con la globalizzazione questo processo diventa anche delocalizzato, come si dice. Una componente viene fatta in un posto, una componente viene fatta in un altro, sotto anche la stessa direzione aziendale, quindi la stessa proprietà. Questo è fondamentalmente come nasce ma perché nasce? Perché può nascere questo? In realtà i due termini e i due fenomeni sono connessi. Può nascere questa organizzazione della produzione grazie alla digitalizzazione. Questo è stato uno dei fattori. C'è un fattore geopolitico, come si dice oggi, che le frontiere a un certo punto sono cadute o comunque sono diventate meno importanti. Una volta per andare, per ottenere, per cominciare con un paese occorrevano tanti visti, licenze, questo e quant'altro. Sostanzialmente con il crollo del muro di Berlino comincia un processo per cui le frontiere diventano sempre più facili e spariscono di fatto nel processo della produzione globale. Un'impresa può avere una sede in un paese, una fabbrica, uno stabilimento in un altro, non ci sono problemi di visti, non ci sono problemi di permessi commerciali, eccetera. Però tutto questo è stato favorito dalla digitalizzazione, cioè dal fatto dall'introduzione di internet, insomma, dalla comunicazione, le tecnologie. Se voi pensate al cambiamento che c'è stato in questi ultimi 30 anni, no? Dal telefono fisso col filo, e poi i cellulari, e poi i computer che comunicavano, tutto questo ha favorito questo processo. E questo è un aspetto. Ma questo cosa vuol dire? Perché è potuto succedere? Perché la struttura della produzione è basata, perché tutto questo nasce nei paesi occidentali, nei paesi capitalistici. Questa è una parola che bisogna tornare ad usare. Cioè dove c'è una struttura di produzione basata sulla proprietà privata, il capitale, il lavoro, la remunerazione. Il lavoro che cos'è? È tempo dedicato dal fattore umano nella effettuazione di una parte del processo produttivo. Questa delocalizzazione, questa disarticolazione della produzione cosa consente? Di fare le cose in vari posti, ma quindi c'è un'unica direzione del capitale con il lavoro che invece diventa una variabile fondamentale nel decidere perché io faccio quella parte del piccolo processo di produzione in quel paese, perché lì mi costa meno. E cos'è il fattore fondamentale di costo? Soprattutto quando parliamo di una manifattura, ed è questo su cosa cresce la globalizzazione, la manifattura, la grande manifattura di prodotti di consumo di massa. Non a caso, con la globalizzazione emergono quei paesi che producono tutte quelle cose che prima ci facevamo noi in casa. Ci facevamo le scarpe, ci facevamo i giocattoli, ci facevamo gli attrezzi da cucina, le utensili. Adesso tutto questo viene fatto in paesi dove, anche se la direzione aziendale, il capitale è comunque europeo o americano, viene prodotta in questi paesi.
Ed è questo quindi l'effetto principale, uno degli effetti principali. È vero che questo ha consentito di produrre molto di più, di permettere al mercato del consumatore di avere tanti prodotti. Noi andiamo da Ikea, troviamo prodotti a bassissimo costo, anche a qualità tutto sommato decente, quantomeno decente quanto era la qualità prima, a costi bassissimi. Quindi certo è aumentato tutto il flusso della domanda internazionale. Questi paesi hanno visto crescere il loro reddito, la loro produzione. Noi abbiamo visto crescere il nostro reddito, ma il reddito di chi è cresciuto da noi? È cresciuto soprattutto il reddito dei produttori, cioè dei proprietari dei mezzi di produzione. Vogliamo chiamarli capitalisti. Non a caso questa è una delle tendenze della fase in cui ci troviamo. Sono aumentate enormemente le diseguaglianze di reddito. I redditi da capitale, i redditi da impresa sono aumentati, nel complesso naturalmente, perché poi sono invece rimasti stagnanti i redditi da lavoro. Perché? Perché c'è una competizione internazionale sul lavoro, cosa che invece i redditi da capitale sentono molto meno. Quindi la globalizzazione ha sì prodotto un aumento del reddito complessivo, soprattutto dei paesi occidentali, capitalistici avanzati, che sono quelli che producono la grande tecnologia. Guardate quali sono le big tech, sono la Microsoft, sono comunque compagnie occidentali, ma la grande parte della manifattura mondiale oggi viene da Cina, India, Thailandia e tutti questi paesi. E quindi già qui posso arrivare a una delle cose che dicevi, il controeffetto della globalizzazione. Dicevi, si comincia, inizialmente si guardava la globalizzazione come a qualcosa che avrebbe portato a un miglioramento delle condizioni di vita, un aumento. Certo, ha permesso un enorme aumento della quantità e qualità e numero di beni a nostra disposizione, no? Se noi pensiamo a quello che possiamo comprare oggi in negozio, 30 anni fa, dall'avocado fino alle cose più... No? Cioè, questo è la globalizzazione, ma con gli aspetti negativi, la concorrenza sui salari, e questo è uno degli aspetti, ma la diminuzione del numero di imprese che qui siamo in una regione che è stata tra le prime a delocalizzare, no? Perché qui nel nord-est del paese Italia, che comunque esporta con l'estero, che comunque ha rapporti con l'estero, perché questo è stato uno degli effetti, diminuzione del numero di imprese, soprattutto in certi settori della manifattura matura. Standardizzazione dei processi, ma anche dei prodotti. Voi visitate una città, io oggi era la prima volta che venivo a Udine, non ero mai stato in questa città, molto bella per molti versi, ma tante catene di negozi sono le stesse che trovi a Bologna, come a Bari, E perché? Perché c'è una standardizzazione, cioè il franchising, ma questa è l'omogeneizzazione. Cosa vuol dire? Che è la tendenza naturale del mercato, la perdita quindi di diversità. La perdita di diversità quindi anche culturale, quindi anche non solo banalmente produttiva. La standardizzazione ha portato questo. E poi c'è un aspetto che magari ci torniamo dopo, anzi, perché non voglio rispondere a tutto qui. Tutto questo sta favorendo due processi. Questa è una legge del capitalismo. Il capitalismo
è un sistema di produzione che si basa quindi sulla competizione, non voglio assolutamente demonizzare, è un sistema che noi sappiamo come funziona, la ricerca del profitto, basato su un assunto fondamentale, che ciò di cui disponiamo in definitiva è ciò che la natura ci offre. Ma proprio per questo il capitalismo è un sistema predatorio della natura, nel senso che, in definitiva, qual è il costo di estrazione di una materia prima? Perché tutto alla fine viene dalle materie prime. Qualunque oggetto, alla fine, origina da qualche materia prima. Qual è il costo delle materie prime? È il costo della loro estrazione. Ma noi sappiamo che ci vogliono milioni di anni perché la natura produca quelle materie, i metalli preziosi, il cobalto, non so, il litio, il petrolio, tutte le materie prime. Ecco, questo modo di sfruttare la natura, che il capitalismo ha portato al suo eccesso, è sempre stato. L'umanità si è sempre giovata della natura, la natura era un dato, ma finché, come dire, lo sfruttamento della natura era limitato in quantità e estensione, tutto questo in fondo non aveva un grande effetto. Da quando questo ha cominciato a essere un processo intensivo, la distruzione della natura, lo sfruttamento della natura è diventato tale che oggi abbiamo due fenomeni che ci minacciano la nostra vita, la nostra esistenza sul pianeta. La distruzione della natura come biodiversità. La biodiversità porta a sterilità, la perdita di biodiversità. Se noi pensiamo di poter produrre tutto in laboratorio, sì, ma sarà un mondo dove siamo esposti a tutte le malattie possibili, perché non siamo più in grado di reagire. Il secondo aspetto è la crisi climatica. Alterando così, sfruttando così la natura, stiamo portandola a reagire. Il riscaldamento globale è uno di questi fenomeni, è uno di questi aspetti. Quindi tutto questo è stato uno dei risultati della globalizzazione. Perché questo va detto, finché il mondo, come dire, al mondo c'eravamo solo noi occidentali, paesi ricchi, a godere, ad avere un reddito che era già molto alto, a godere delle ricchezze del mondo, e il resto del pianeta viveva a livelli di sussistenza, tutto questo era. Oggi che sulla scena del pianeta ci sono 8 miliardi di persone, di cui, pensate, la metà di questi 8 miliardi di persone sono tutte persone in età lavorativa. Sono tutte persone che sono in grado di fare quello che facevamo noi prima, noi occidentali, noi paesi avanzati. E tutto questo naturalmente è una cosa con cui dovremo fare i conti, ma ne parliamo. Benissimo. Il professor Ardeni ha collegato globalizzazione e digitalizzazione necessariamente, anzi la digitalizzazione come strumento anche per spingere molto di più verso la globalizzazione. Chiedo alla professoressa Teresa Numerico, che è una filosofa, viceversa di riflettere sulla digitalizzazione o rivoluzione tecnologica, anche considerando poi l'intelligenza artificiale, per capire che impatto ha avuto questo su di noi come singoli, su di noi come collettività. Dunque, è una bella domanda impegnativa. È interessante che prima il professor Ardeni abbia detto, ha usato questo passaggio del 1989, perché 1989 è anche la data in cui è stato inventato il World Wide Web, non Internet, perché Internet è precedente del 1969, però
manteneva un ambito così all'interno dei centri di ricerca, la digitalizzazione lì stava all'interno dei centri di ricerca e quindi non diventava una cosa ad uso di tutti i cittadini. Questa concomitanza di date io credo non sia irrilevante, perché non possiamo pensare che la tecnologia si sviluppi in un contesto di isolamento. La tecnologia è una grande sfera, una sfera che ha a che fare sicuramente con la ricerca scientifica, con l'acquisizione di competenze di carattere scientifico, ma ha molto a che fare con questioni di carattere economico e con questioni di carattere politico, perché senza grandi investimenti, per esempio, non si ottengono queste grandi trasformazioni, e senza una grande volontà politica non è possibile che queste innovazioni siano accettate, siano incluse, quindi queste tre sfere non possono mai essere considerate veramente separate, sono strettamente interconnesse. E quindi io credo che non sia casuale forse è casuale che Tim Berners-Lee abbia avuto quest'idea nel 1989 di immaginarsi un sistema autore che consentisse a tutte le persone di poter scrivere e condividere i contenuti pubblicandoli in modo digitale. Però senz'altro il fatto di cavalcare, questa idea, che tra l'altro è avvenuta al centro dell'Europa e non negli Stati Uniti, ma al CERN di Ginevra, credo che abbia a che fare con questo passaggio appunto della trasformazione del mondo in senso globalizzato o mondializzato, come più correttamente forse ci segnalano i francesi. Perché penso questo? Perché in realtà molto spesso si parla di digitalizzazione come di qualcosa, di solito viene associato al virtuale, no? A qualcosa quindi che ha un carattere immateriale, ma in realtà non è così. Quello che però effettivamente una caratteristica importante della digitalizzazione è la possibilità di agire a distanza, di esercitare una azione a distanza, e laddove questa azione a distanza è comunque estremamente efficace. Quindi noi abbiamo da una parte, e un'altra caratteristica, e prima di dire questa cosa, un'altra caratteristica del digitale, della digitalizzazione, è il fatto di avere la capacità di costituire sia l'infrastruttura che ciò che sull'infrastruttura si muove, come se, ovviamente noi per esempio siamo abituati alle macchine, no? Le automobili sono fatte, appunto le abbiamo citate prima, così, e poi ci sono ovviamente perché le automobili possano circolare c'è bisogno delle strade, però una cosa è costruire le strade, una cosa è costruire le automobili, sono due cose separate. Questo in parte è vero anche per il digitale, che l'infrastruttura è una cosa e i dati sono un'altra, ma c'è un aspetto del digitale nel quale infrastruttura e dati che scorrono sono in un certo senso molto più assimilati, molto più collegati di quanto le strade non siano con le automobili. Quindi questo aspetto dell'azione a distanza e di questa possibilità di intervenire sull'infrastruttura e sul modo in cui i dati e le connessioni utilizzano questa infrastruttura fa sì che sia molto più facile mobilitare l'agire. Questa mobilitazione dell'agire, che appunto non è soltanto qualcosa che ha a che fare con il digitale, è qualcosa che appunto ha a che fare con il capitalismo, perché il capitalismo, e io invece dirò una parola decisamente anticapitalista, che non vuole dire antiproduzione o anti-aziende, anti la volontà del capitale di appropriarsi di cose che sono comuni, beni comuni. Il capitale ha bisogno
per produrre il profitto, di appropriarsi di risorse collettive. E solo perché ci sono queste risorse collettive che sono nella disponibilità di tutti che il capitale può produrre il profitto, altrimenti abbiamo gli artigiani, la produzione, il fatto che uno produce qualcosa, la vende e ci fa il suo ricavo. Ma invece è la mobilitazione di questa appropriazione di territori comuni che è quello che rende il capitale così tanto efficiente nel produrre profitto. Ed è questo su cui invece, secondo me, bisogna intervenire. Dico questo perché la questione del digitale manda al parossismo questa possibilità di azione a distanza e di appropriazione di qualcosa di comune, perché rende possibile l'appropriazione non soltanto delle risorse naturali e del land grabbing, diciamo, ma anche delle risorse che sono quelle delle persone, diciamo, della produzione che collettivamente le persone fanno, non soltanto attraverso il lavoro, perché ovviamente il capitale si serve del lavoro, lo sottopaga rispetto alla capacità che il lavoro ha di produrre profitto, ma anche si appropria, diciamo, il sistema del digitale consente al capitale che governa il digitale di appropriarsi anche di tutte quelle attività che noi svolgiamo nel nostro tempo libero, cioè delle attività che sono cosiddette attività ricreative o attività di riproduzione e non di produzione. Ora, questa cosa manda in crisi un presupposto fondamentale dello Stato moderno. Lo Stato moderno nasce perché ci sono dei confini e perché governa l'entrata e l'uscita di merci e persone rispetto a questi confini. Ed è su questo che anche si organizza dal punto di vista della giurisdizione. Io qua non sono una giurista, lei lo sa molto meglio di me, ma quindi noi abbiamo una struttura politica che è immaginata, che è costituita a partire da una certa tecnologia della trasmissione della conoscenza, che è la stampa. È la stampa che stabilizza e organizza il sapere, che produce lo Stato moderno, che infatti è fatto delle sue leggi, delle sue cose. Che cosa succede quando già le merci passavano senza limite dei confini? Il lavoro si può fare a distanza, ma tutta l'attività produttiva non segue più la logica del confine. Quindi noi abbiamo un capitale che esercita la sua capacità produttiva assolutamente indipendentemente dai confini e anche dal rispetto delle leggi che i confini si portano dietro. No? Per esempio, appunto, lui dice uno può mettere la sua sede produttiva in un posto dove gli fa più comodo, ma in realtà l'attività produttiva sta tutto da un'altra parte, perché i lavoratori, attraverso le piattaforme della digitalizzazione, vengono contrattualizzati o neanche contrattualizzati, ma pagati a cottimo da tutta un'altra parte del pianeta. Ovviamente noi abbiamo delle leggi a tutela dei lavoratori, ma se i lavoratori non stanno qui non possiamo far valere quelle leggi, perché la nostra giurisdizione è basata sui confini, ma il capitale non funziona sui confini. E la digitalizzazione quindi che cosa fa? Manda in crisi la logica di governo dello Stato moderno. E quindi è ovvio che, e poi dice, no, questa cosa, il digitale è qualcosa che non può essere regolato perché ha bisogno di rompere le cose per trasformarsi. Quindi qui noi stiamo parlando di un sistema di riorganizzazione della produzione, ma anche della riproduzione, cioè quindi della produzione ma anche della riproduzione, quindi della possibilità per esempio di fruire di contenuti, della possibilità di trascorrere il nostro tempo libero facendo delle cose che sono totalmente trasversali al sistema delle regole dentro il quale noi viviamo e lavoriamo.
è chiaro che questo crea una frattura, un attrito e una frattura. Questa frattura presuppone ovviamente un ripensamento, ha bisogno di un ripensamento di queste regole della giurisdizione o di far valere il nostro sistema di governo. Ma questo ripensamento è molto difficile da fare per gli stati moderni, perché gli stati moderni ragionano sul confine e sul confinare, e infatti questo lo vediamo sulle politiche degli extracomunitari, delle migrazioni, no? C'è il confine, tu non puoi venire qui, ma io posso telefonare, io posso commissionare l'estrazione dei metalli, io posso sottopagare i ragazzini che estraggono il cobalto in Africa, però le persone non possono venire qui perché c'è il confine. E allora però perché non c'è il confine rispetto al rispetto delle regole sull'estrazione del cobalto? Si può fare, ma non si fa. Quindi è su questa faglia che si costituisce una contraddizione che, come giustamente segnalava prima Valeria Filì, crea il problema per cui la globalizzazione, che sembrava un processo di arricchimento della collettività, e la digitalizzazione, che sembrava rappresentare l'orizzonte di facilitazione di tutte le prassi lavorative, si sono trasformate nelle mani in un boomerang. Perché questo? Perché questi processi stanno nelle mani del capitale. Il capitale vuole soltanto l'arricchimento e non vuole il benessere collettivo, ma nel senso, non c'è nessuna volontà politica, non c'è qualcuno che rappresenta il capitale. Il capitale è una struttura dell'appropriazione, è un metodo dell'appropriazione, e invece le persone hanno bisogno di convivenza, hanno bisogno di avere appunto delle cose che possono fruire collettivamente, hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di potersi spostare, hanno bisogno di sentire che l'appartenenza ad una collettività. Ma il digitale invece disgrega quell'appartenenza, perché isola, consentendo alle persone di comunicare a distanza. Paradossalmente aumenta l'isolamento, a meno che non è governato. E quindi questo è un processo che non è soltanto del digitale, ma che il digitale manda al parossismo, perché spacchetta, diciamo, la logica della divisione del lavoro, che è quella che poi fa aumentare la cosiddetta efficienza produttiva. Tra 1000 virgolette metto questa parola efficienza, perché noi appunto, invece di fare tutto, l'artigiano fa tutto il processo, si procura le materie prime, le lavora, produce l'oggetto finito. È poco efficiente rispetto al fatto di produrre tante merci in poco tempo. Allora bisogna spacchettare il processo produttivo. Il digitale è come uno strumento per amplificare questa capacità di spacchettamento che c'è già nella struttura produttiva, diciamo industriale, ma che il digitale rende ancora più intensa. Spacchettando questa capacità produttiva ai fini dell'aumento della produttività, in realtà rende le persone fungibili dentro a questo processo produttivo, perché sono soltanto degli anelli di una catena. Nessuno è in controllo della costruzione della catena, ed è per questo che il singolo produttore non ha né controllo sul processo e ne è anche dipendente, perché per esempio i lavoratori dentro ad Amazon, è famosa questa cosa, sta su tutti gli articoli di giornale, così, sono un appendice
del barcode, dello strumento che gli dice dove stanno le merci e gliele fa collocare negli spazi del magazzino o andare a prendere. Quindi loro sono totalmente, sono una sorta di appendice del sistema tecnico ed in questo senso sono perfettamente fungibili, tant'è vero che poi resistono solo pochi mesi dentro al processo produttivo, perché il processo produttivo della logistica è totalmente spacchettato e super controllato, per cui le macchine possono avere il perfetto controllo del sistema perché non c'è nessuna contingenza nel sistema. E per questo che dico è importante il fatto che l'infrastruttura e i dati che stanno dentro all'infrastruttura digitale sono in qualche modo interconnessi più di quanto le macchine lo siano con le strade. È questo il punto, quindi questo spacchettamento e questo agire a distanza e questo sconfinare che rende totalmente, impossibile controllare il processo con le vecchie regole che noi siamo abituati ad utilizzare e far valere per un sistema che invece digitale non era. Grazie, sono tanti gli spunti che sono venuti da quello che hai detto. In particolare mi piace l'idea del senza confini, dello spacchettamento e qui hai parlato anche degli ordinamenti nazionali, della difficoltà degli ordinamenti nazionali, quindi diciamo che incrociamo due fenomeni. Da un lato abbiamo gli ordinamenti nazionali che sono ancora molto fondati sul concetto di confine, perché l'ordinamento si fonda sul territorio. Dall'altro lato abbiamo le imprese multinazionali, transnazionali, in cui in realtà il confine si è totalmente perso. Eppure però le cose si incrociano, perché gli stati tendono adesso a sviluppare per esempio accordi con i paesi amici. Quindi ci sono delle scelte che vengono operate anche in funzione di rapporti commerciali di un certo tipo, quindi quasi un guidare, da quello che io ho capito, questo fenomeno della globalizzazione orientandolo con certi paesi. Dall'altro lato, sempre in una logica di confine non confine, c'è il discorso del controllo dell'immigrazione, che ci porta ad una serie di altri ragionamenti, un controllo quindi delle popolazioni che arrivano, in particolare nei paesi occidentali, come per esempio accade in Italia. Dall'altro lato l'altro fenomeno, che poi anche questo è antico, ma adesso è diverso dal punto di vista della qualificazione di chi va via, cioè l'emigrazione. Quindi stiamo intrecciando fenomeni molto complessi, quasi contraddittori. Sì. Lo chiedo a te. Sì, infatti in questa seconda parte penso che per rispondere alle tue domande in fondo dobbiamo rispondere alla domanda dove stiamo andando, al big question, dove stiamo andando, in che direzione stiamo andando. Perché secondo me si dà troppa importanza in tutti questi ragionamenti intanto alla questione della produzione. Sia importante la produzione di beni fisici, anche la produzione di servizi è importante, ma soprattutto si dà troppa importanza alla produzione di beni fisici. Si dà troppa importanza perché se noi guardiamo anche solo ai dati sul reddito, guardiamo al prodotto interno lordo italiano, quanto è dovuto alla produzione e quanto invece è tutto il resto, perché c'è tanto resto oggi nell'economia, ma anche il prodotto interno lordo del Bangladesh o della Cina, cioè la produzione. E perché dico questo? Perché una delle tendenze della digitalizzazione, o comunque insomma dello sviluppo di questa tecnologia, è l'importanza della informazione. Allora, si parla di big data, si parla di dark data, comunque di flussi di dati. Questo è il nuovo capitale del XXI secolo, i dati.
le informazioni. Se noi guardiamo le tendenze, c'è questo grafico, se noi guardiamo, non è vero che c'è la deglobalizzazione. Lo scambio di merci tra paesi, così come viene contabilizzato dalle statistiche, continua a essere altissimo ed è sempre in lieve crescita negli ultimi anni. Sì, c'è stato, e poi magari ne parliamo, una lieve interruzione con la pandemia. Questo in tutti i grafici la pandemia segna un momento di... però commerci, capitali, flussi di lavoratori sempre a maggiore distanza, ma questo sono sempre in tendenza crescente. La globalizzazione c'è ed è qui per restare, ma quello che è enormemente, velocissimamente, rapidamente crescente è il flusso di informazioni, i megabytes che vengono scambiati nel mondo. Perché? Perché una delle tendenze del mercato, su cui il capitalismo, naturalmente, l'economia di mercato, insomma, è quello naturalmente, di favorire lo sviluppo di consumi. E non c'è niente di più come dire, di più insinuante che si insinua il dispositivo che ci segnala una pletora di informazioni, no? Di suggerimenti che permettono di sviluppare nuovi consumi. Se noi guardiamo, noi siamo in un paese tra i più ricchi, non voglio usare nemmeno la parola avanzato, ma ricchi in termini di reddito complessivo e pro capite, poi da noi ci sono molte diseguaglianze, ma se noi guardiamo a come spendiamo i nostri soldi, vediamo che grande parte dei nostri soldi non li spendiamo in beni fisici, soprattutto quando il nostro reddito supera un certo livello. Li spendiamo in tutt'altre cose, in tutte queste sollecitazioni che ci vengono. Allora, dove stiamo andando? Perché questo è il lato della domanda, ma c'è l'altro lato, che è quello dell'offerta, della produzione di servizi, che è poi il terzo tema della serata, lavoro, che si lega a questi due nel suo rovescio, che è l'automazione. Digitalizzazione e globalizzazione portano a un effetto di aumento dell'automazione nel lavoro. L'automazione segue sostanzialmente tre ondate, no? Se ne sono occupati in tanti, ma ultimamente è interessante che la prima ondata dell'automazione è quella algoritmica, la possiamo chiamare così. La conosciamo già. Gli algoritmi, no, ormai tutti hanno sentito usare questa parola. Gli algoritmi ci segnalano quali sono i canali, le musiche che ascoltiamo di più, questo e quell'altro. Questa è l'automazione, che ha un effetto sul lavoro. Molti lavori dove le procedure, lavori nel senso proprio di mansioni lavorative, per cui le persone sono pagate, dove le procedure sono automatizzabili perché un algoritmo può subentrare, anche lo stesso ufficio delle entrate può rispondere a una domanda a una dichiarazione dei redditi in modo automatico, semplicemente verifica. Un algoritmo verifica che tutte le risposte siano... Non c'è bisogno di un funzionario che stia lì a controllare. Questa è la prima fase, ci siamo già. E però anche questa comporta un risparmio sul lavoro. Molte mansioni vengono meno, non ce n'è più bisogno. Ma questa è la storia del capitalismo e della tecnologia. Un tempo c'era bisogno degli uscieri, c'era bisogno dei portieri nei condomini, insomma c'erano tanti lavori.
sono tutti stati superati via via da processi più automatici. Poi c'è la seconda fase, che è quella che si chiamano gli esperti aumentativa, cioè ci sono lavori o mansioni che vengono creati per il fatto che, avendo a disposizione una tecnologia che lo può fare, allora c'è appunto una tecnologia che ci segnala le cose che potremmo essere interessati ad acquistare, che prima lo faceva la campagna pubblicitaria. E tante cose oggi sono generate così. Quindi sono lavori che si generano nuovi, che magari sono fatti dalle macchine. E poi la terza fase, che è quella in cui entreremo tra un po' di tempo, è quella dell'autonomia, quella che ci fa tanto paura, no? La intelligenza artificiale. Però l'intelligenza artificiale è comunque l'autonomia, cioè genera sulla base di percorsi già seguiti, genera nuove possibilità, nuove mansioni, quindi. E questo, allora, sono state fatte delle stime. Nella struttura attuale io mi sono fatto una stampa del grafichetto per l'Italia, sarebbe bellissimo poterla mostrare. Il 39% dei lavori attualmente esistenti verrà completamente sostituito nel giro dei prossimi 10 anni, non 50, 10, per via di questa automazione, che naturalmente viene favorita dalla globalizzazione. Perché? Perché non è solo, appunto, perché la globalizzazione ha inciso in questo modo molto, come dire, molto specifico. Pensate al fenomeno del call center. Non è una cosa settoriale, ma un'impresa che fa calzettoni, che fa, che ne so, qualunque cosa, può avere un call center in un altro paese. Quindi non è un settore che viene, quello della produzione ma è una specifica mansione che viene delocalizzata, una specifica competenza, ma mansione, competenza, automazione. Il passaggio è breve. Nel momento in cui ci sarà un computer che risponde al telefono, non abbiamo più bisogno del call center. Nel momento in cui sarà sufficientemente sviluppato. Allora, però tutto questo, no, ci fa dire, oddio, ma perché, come tu dicevi all'inizio, la società del Novecento è stata impostata su lavoro, remunerazione, quindi con la remunerazione si vanno a pagare i servizi che tipicamente i servizi vengono erogati dallo Stato. C'è stato un processo che ha preso il via negli anni '80, quello che gli economisti chiamano neoliberismo. Lo Stato non deve più erogare necessariamente i servizi. Lo Stato può dire, bene, io affido all'impresa X l'erogazione del servizio sanitario, istruzione, quello che è, sicurezza, qualunque cosa. Adesso anche gli eserciti sono, no? Lo sono sempre stati, i mercenari ci sono sempre stati, però anche gli eserciti sono un servizio che i russi si pagano in questo momento, ma ci sono sempre stati. Cioè lo Stato non ha più quel compito necessariamente di erogare servizi pagati con i redditi ottenuti, recepiti dal lavoro. Ma se il lavoro viene meno, chi produce i redditi? I redditi certo vengono guadagnati comunque dal capitale, cioè da chi possiede i mezzi di produzione, ma non vengono più recepiti dai lavoratori. Quindi questo ci porta a un terreno su cui siamo tutti assolutamente impreparati, che è quello del reddito universale. Cioè non si può dare una società dove la tecnologia sempre di più sostituisce soprattutto la produzione di beni fisici,
ma anche non fisici, i servizi, le canzoni, questo e quell'altro. Non si può più pensare a una società dove questo viene fatto dalle macchine, per così dire, e quindi le persone come vivono, come recepiscono il reddito. Guardate che da un certo punto di vista possiamo andare verso una società medievale, cioè dove ci sono alcuni, e nessuno dirà nulla perché sarà il risultato della naturale evoluzione. Una società medievale, cioè dove ci sono i possessori dei capitali, che quindi hanno tutto il reddito, e gli altri che sono solo niente, e quindi a cui bisogna provvedere con una qualche forma di reddito. Ma questo naturalmente è uno scenario così provocatorio, ma nulla impedisce che si vada in quella direzione. Fortunatamente però, e qui magari chiudo, la storia, cioè le persone hanno un portato di tradizioni, storie personali, noi ci leghiamo ai luoghi dove viviamo, più per sentimentalismo che per altro. Non c'è niente che, come dire, lega le persone al luogo dove sono. C'è questa mitologia, no, che quelli che vengono da quel posto lì hanno quelle caratteristiche, ma perché sono venuti su, cresciuti in noi. La storia è importante. Tutte le vicende, anche dell'ultima guerra in Ucraina, ma tante altre vicende come la guerra nei Balcani dimostrano che la storia è importante. E la storia non la fa solo l'economia, anche se l'economia è fondamentale, perché sicuramente non è stata l'economia una delle determinanti fondamentali della guerra in Ucraina. E quindi se c'è qualcosa che può mettere in crisi la globalizzazione è questa nuova divaricazione del mondo in blocchi su linee, tra molte virgolette, ideologiche, perché oggettivamente è una contrapposizione che non ha molto senso se ci pensiamo. Ma cos'è che divide i cinesi e gli indiani dagli americani? Se non che cosa? Se non la volontà di dominare. Quindi è una questione di imperialismo, o se volete di supremazia globale, ma questo è. Ma se noi guardiamo i dati, i cinesi con gli americani continuano a fare affari esattamente come prima. Si parlano addosso, si urlano cattive parole, ma... E però questa guerra in Ucraina ha mostrato che cosa? Ha mostrato la grande debolezza dell'Occidente. L'Occidente è isolato politicamente, è isolato economicamente. Il prodotto interno lordo dei BRICS, 5 paesi, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ha superato il prodotto interno lordo, la somma, dei G7, l'ha già superato nel 2021. È isolato economicamente perché noi siamo debitori di questi paesi, perché questi paesi hanno in mano il nostro debito pubblico, tanto per cominciare, anche gli Stati Uniti. Questi paesi hanno in mano il nostro mercato azionario. Insomma, l'Occidente ha parecchi, eppure si comporta come se l'Occidente volesse essere ancora il dominus del mondo, ma così non è. Quindi la storia è ancora importante perché la storia non è, come dire, indirizzata solo, dominata solo dalle tendenze economiche e tecnologiche, ma queste oggi sono divenute molto più importanti e predominanti di quanto erano un tempo. Non eravamo così dominati dalla tecnologia un secolo fa.
Un secolo fa ancora la tecnologia era importante, sì, ma oggi la tecnologia domina la nostra vita in tutti gli aspetti. E quindi rischia anche di far scomparire la storia, l'importanza della storia, delle tradizioni, eccetera, eccetera, e perché diventiamo sempre tutti più uguali e quindi che storia possiamo avere in fondo a dividerci? Che è un bene, perché ci siamo scannati per tutta la storia dell'umanità, però finirà per essere un male nel momento in cui sarà la tecnologia a determinare il nostro futuro. Voglio fare soltanto due chiose su due cose che hai detto, Sì. proprio in quanto giurista. Un terreno comune, un tessuto che tiene un paese è ancora l'ordinamento e quindi la Costituzione. Quindi quando tu mi parli quasi di liquidità dello Stato, di esternalizzazione, di potenziale, di una serie di servizi che noi europei, non occidentali, europei, riteniamo invece che debbano essere servizi esercitati dallo Stato, svolti dallo Stato, c'è la nostra Costituzione, per esempio italiana, ma di altri paesi d'Europa, che dice che è lo Stato che lo deve fare. Quindi questa potenziale esternalizzazione ha dei freni interni, perché ci sono una serie di meccanismi che naturalmente possono essere modificati, tutto è modificabile, la Costituzione è modificabile, però il processo non è così automatico e così veloce. Quindi le Costituzioni danno ancora l'identità, secondo me, contribuiscono a quel terreno comune che è l'identità, che se ci pensiamo è un po' una spinta anche contro la globalizzazione, perché oggi si parla molto di identità, anche per cercare di distinguersi dagli altri nella sensazione di essere immersi in un qualcosa in cui non ci si riconosce più. E poi la seconda chiosa, di fine del lavoro si parla da tempo. E naturalmente è il paradosso del capitalismo, perché se noi estremizziamo proprio il capitalismo che si basa sul fatto che ci debbano essere dei consumatori che comprano, il capitalismo si annulla se quei consumatori non esistono più. E i consumatori fino ad oggi chi sono? I lavoratori che hanno della disponibilità economica dovuta alla loro retribuzione, che quindi possono investire in beni e servizi. Quindi è chiaro che diventa un paradosso, il capitalismo che si autoannulla, ma che troverà probabilmente delle altre soluzioni, perché di basic income, cioè di reddito diciamo universale base, si comincia a parlare già in maniera importante proprio per riuscire a gestire una ormai diversa evoluzione del mondo del lavoro. E qui però io torno verso Teresa, perché proprio la digitalizzazione, che anche con questo avvento effettivamente dell'intelligenza artificiale, che in questa prospettiva catastrofica ci porterà via il lavoro, perché già si è parlato del mio capo un algoritmo, no? È uno slogan che ha avuto molto successo mediatico, effettivamente è stato un articolo che aveva questo titolo, il mio capo è un algoritmo, e dove si parlava delle piattaforme, ma ormai è un discorso vecchio, ce lo siamo detti anche tra di noi prima, è un discorso vecchio. Oggi il vero problema non è l'algoritmo, è il robot, il chatbot, il ChatGPT, cioè l'intelligenza artificiale, che però vorrei anche vedere in maniera un po' più positiva. Quando ci siamo parlate tu mi hai dato delle suggestioni interessanti, cioè l'utilizzo della digitalizzazione, di questi nuovi strumenti e tecnologie nei processi educativi, perché è vero che possiamo avere un lavoro umano sempre più dequalificato. Tu hai parlato di esseri umani che sono alle dipendenze delle macchine, tools delle macchine, cioè serviranno per la manutenzione. Non è vero, ci saranno anche dei lavori altamente qualificati, in cui forse la tecnologia servirà per sviluppare processi educativi di un certo livello, o no? Allora, io penso che non credo che finirà il lavoro a breve, diciamo a breve, medio termine, quello che la tecnologia fa è aumentare il potenziale di sfruttamento dei lavoratori e anche la loro dequalificazione
e quindi conseguentemente il fatto di essere sottopagati, pagati ancora meno, per cui secondo me aumenteranno le ore di lavoro, perché per guadagnarsi da vivere bisognerà lavorare di più, avendo molto spesso lavori dequalificati. Una parte dei lavori saranno ad altissima qualificazione e sono quei lavori che servono per progettare le macchine, manutenerle e gestirle. Però voglio segnalare questa cosa su cui secondo me l'Europa dovrebbe riflettere, perché l'Europa, una parola che qua non abbiamo nominato anche quando abbiamo parlato di mondializzazione, globalizzazione, è colonialismo. Invece una parola importante da dire, perché in realtà la mondializzazione nasce come colonialismo, cioè come il fatto che il soggetto maschio, bianco, occidentale, scopre di non essere al centro dell'universo, perché non è la Terra al centro, ma ci sta il Sole, ma in questa scoperta e in questa costruzione della soggettività, altra da quella che invece collettivamente nel Medioevo era un soggetto collettivo che comunque era eteroregolato da Dio. Invece il sapere diventa oggetto del soggetto non qualsiasi, perché le donne non erano incluse dentro a questo processo di conoscenza. Quindi il soggetto europeo bianco, che quindi dentro a questa sua nuovo posizionamento, nuova identità, però pensa, sì, è vero, io non sono più al centro del mondo come pianeta, però posso essere al centro del pianeta, nel senso che ho le conoscenze e le competenze per navigare, si inventa l'ognomone, che quindi favorisce, rende possibile la navigazione senza stelle, che era impossibile, quindi tu poi tieni la rotta, anche se non vedi la stella polare, è quello che ti fa andare in America, se non ci si va. E quindi tutte queste conoscenze che stanno intorno alla scienza moderna, Bacone che teorizza l'appropriazione delle risorse naturali per aumentare la ricchezza, consente al maschio bianco occidentale di andare a colonizzare e quindi andarsi a prendere le cose che stanno negli altri posti e appropriarsene. Se voi pensate alla nostra dieta, la maggior parte delle cose che rappresentano il centro esatto della nostra dieta non c'erano prima della cosiddetta scoperta dell'America. I pomodori non ci stavano, le patate non ci stavano. Cioè, se fate la lista, io ho fatto mentalmente una lista di quello che c'era in Europa. C'era il grano e l'olio e il vino, basta, tutto il resto stava là. Quindi, voglio dire, noi, quel processo di appropriazione è un processo, cioè quel processo di globalizzazione, il primo processo di globalizzazione nasce come l'Europa che si va a prendere quello che di buono c'è nel resto del mondo. La mentalità dell'europeo è rimasta quella. Quindi ora loro si sconvolgono perché i BRICS fanno il prodotto interno lordo più dell'Europa, ma perché non dovrebbero? Cioè, e la questione è che mentre la rivoluzione della stampa, sebbene sia nata in Cina, per ragioni misteriose, ha avuto i suoi effetti rivoluzionari in Europa, quindi mettendo al centro del dibattito, cioè producendo una trasformazione profonda dell'Europa, sia nel senso della nascita della riforma, sia nel senso della nascita della scienza moderna, degli stati moderni e della risposta della Chiesa, perché non dimentichiamo il barocco. Il barocco è la grande risposta della Chiesa alla trasformazione dell'organizzazione della conoscenza ed è una risposta potentissima che li fa sopravvivere altri 200 anni. Tutto questo invece adesso con il digitale non sta più qui, cioè sta da un'altra parte, è da un'altra parte che si producono questi cambiamenti ed è con questo che noi dobbiamo fare i conti. Prima di tutto trovando un posto nel mondo che non è quello dei conquistatori come Europa e in secondo luogo pensando ad una risposta
pensando ad una risposta di questo posizionamento laterale. E secondo me la nostra risposta non può che essere una risposta di carattere culturale e si basa, secondo me, su 3 questioni. Una, circolarità. Quest'idea della crescita illimitata che sta alla base del capitalismo è una cosa psicotica. Non c'è possibilità di crescita illimitata. Ditemi una sola cosa che pensate che nella vostra vita è solo cresciuta. Le cose crescono, poi arrivano a un picco, poi diminuiscono, è normale. L'altra cosa è riproduzione. Se tu estrai, e questa è una cosa che appunto dal femminismo, diciamo, viene con chiarezza, se tu prendi delle risorse, tu ti devi chiedere: ma io queste risorse le sto prendendo, ma cosa sto restituendo di queste risorse in modo che poi qualcun altro dopo di me le potrà utilizzare? Quindi, oltre alla produzione di cui si è tanto occupato il capitalismo e in fin dei conti anche il marxismo, parliamo di riproduzione. Come si fa a vivere in modo da non distruggere le risorse nel pianeta? E poi riconsideriamo in un modo diverso il concetto di efficienza. Perché se l'efficienza è soltanto l'aumento della produzione, questo è contro la ragione. Perché se tu aumenti le merci, aumenti la produzione, vuol dire che aumenti anche il costo energetico e idrico e di materie prime che ti servono per questa cosa e quindi distruggi la possibilità delle risorse del pianeta. Noi abbiamo bisogno di un concetto di efficienza differente, un'idea di efficienza che è come possiamo produrre quello che ci serve senza distruggere l'ambiente dove siamo. No? Noi siamo dentro è come se il pianeta fosse una barca dentro la quale tutti noi umani siamo. Come facciamo a vivere dentro a questa barca? Magari dobbiamo comunque cambiare le cose perché qualcosa si rompe, ma dobbiamo restare dentro a questa barca, non c'è un altro pianeta, perché questa idea di andare su Marte, che infatti non a caso è propria dei tycoon, è peregrina, non ci si va, gli esseri umani su Marte non ci vanno, forse i cyborg ci andranno, ma non certo gli esseri umani. Quindi queste sono le 3 cose che secondo me l'Occidente potrebbe fornire alla globalizzazione, perché lo sa, perché c'ha la storia dietro di sé e dovrebbe ripensare e riprogettare. E su questo l'Europa, gli Stati-nazione, la Costituzione, come dici giustamente tu, e la Costituzione, diciamo, quella specie di Costituzione europea, comunque diciamo un'idea, dovrebbe rilanciare perché deve decidere se sono servi del capitale o se invece vogliono fare lo Stato che fornisce servizi e garantisce a tutti di sopravvivere. E questa è una cosa che lo Stato moderno non ce l'ha ancora molto chiara e tantomeno ce l'ha chiara l'Europa, ma gli si deve chiarire molto velocemente, perché altrimenti dopo, a un certo momento ci sarà un turning point dentro il quale non avranno più neanche la possibilità di esercitare quella cosa che la Chiesa per esempio ha fatto, rilanciando sul piano dell'immaginario con il barocco, perché saranno fuori tempo massimo. E bisogna vedere, non lo so. Allora, adesso vi faccio l'ultima domanda, perché sono le 10:15, quindi direi che è il momento dell'ultima domanda. E mi piace molto l'immagine che ci hai dato, che siamo tutti nella stessa barca. Allora, se siamo tutti nella stessa barca, come vogliamo lasciare la barca? Come lasceremo questa barca alle prossime generazioni? Cioè, possiamo governare o tentare di governare o di arginare gli effetti negativi di questi 2 processi? 5 minuti a testa. Prego. Come? Bisogna cambiare il modello, bisogna cambiare la logica, ha già detto, Teresa ha già detto quello che il colonialismo è stato l'inizio, ma è rimasto questa idea che la natura è a nostra disposizione e dobbiamo produrre sempre di più, e questo richiede il consumo sempre maggiore. Con questa idea questo è stato il nostro vizio di fondo, questa idea che noi siamo così intelligenti e bravi, che il progresso tecnologico ci consentirà comunque, sì va bene, adesso
sfruttiamo questi componenti, però prima o poi avremo quella tecnologia che ci consentirà. Guardate come viene affrontata la questione della transizione ecologica, energetica. Sì, prima o poi scopriremo quella tecnologia che ci consentirà di produrre energia senza bisogno di inquinare il gas. Quindi in fondo va bene, adesso siamo in una fase un po' critica, ma questa fede in questo non è possibile. Intanto perché esiste un principio fisico che si chiama legge di entropia nella natura. Cioè nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma in energia. Cioè, prima o poi, va bene, sarà tra milioni di anni, ma prima o poi questo pianeta, se lo consumiamo tutto, diventerà solo scarto, solo energia. Allora, cosa fare? Io in questo credo che la crisi climatica sia un potentissimo stimolatore. Ci dovrebbe portare a dire bene, stiamo raggiungendo un punto di non ritorno, un turning point, ma i fisici insomma ci dicono che ci sono se si stacca una massa di ghiaccio dall'Antartide, tutti i mari aumentano. Cioè il turning point, ci sono quei punti di non ritorno. Non è che dopo fermiamo la produzione e l'anno dopo il ghiaccio si riforma. No. Allora è questo che ci deve far pensare che questa è l'occasione per dire bene, adesso cominciamo a cambiare logica, non l'efficienza, non sempre la produzione di sempre di più. Per cosa? Però tutto questo ha un che di velleitario, perché in fondo milioni di indiani e di Bangla e di pakistani dicono va bene, però questo lo dite voi, noi adesso stiamo producendo tutte queste cose per raggiungere quei livelli di reddito che innanzitutto non ci avete consentito ma poi insomma adesso è il nostro momento e noi vendiamo a voi tutte le cose che produciamo. Cosa dire agli indiani e ai pakistani che hanno ragione, no? Però appunto il pianeta siamo tutti sulla stessa barca, allora siamo noi i primi che dovremmo compensare. L'idea della compensazione non piace mai a nessuno perché vuol dire che dobbiamo restituire qualcosa, ma è qualcosa che dovremmo fare, perché sennò andiamo incontro a... Bisogna che liberiamo questa idea dal pauperismo che viene, prospettato come risultato di questa scelta. Non è vero che la rinuncia alla crescita infelice, non chiamiamola decrescita, ma la rinuncia alla crescita infinita non è il pauperismo, è semplicemente consumare di meno. Consumare, ma noi ci siamo abituati a questa parola, ma consumare cosa vuol dire? Quando qualcosa si consuma vuol dire buttarla via. Noi consumiamo e non è possibile che continuiamo in questo rapporto con la natura. Cosa vuol dire in pratica? Avete visto nel PNRR cosa si fa per le ferrovie? Alta velocità, si chiudono i rami secchi, si chiudono le ferrovie locali. E questa è la logica? Perché? Perché permane la logica produttivistica, la logica del profitto. Una ferrovia deve fare profitto. La cosa più importante sarebbe di avere una ferrovia che va in ogni valle d'Italia. E solo così possiamo andare incontro, non ragionare secondo la logica. Nel momento in cui c'è una ferrovia che va in ogni valle d'Italia, allora rinunceremo all'automobile. Non avremo bisogno, perché io vado
a prendere il trenino che mi porta su. E invece rimane quella logica. E quindi non è pauperistica la logica di un modello diverso, è un modello diverso di vita, di consumo e di spesa. La stessa domanda, quindi siamo nella stessa barca, che cosa lasciamo alle prossime generazioni? Poi tu sei una filosofa, alle prossime generazioni lasciamo una barca con ancora esseri pensanti o con consumatori poco pensanti? Beh, questo sarà da decidere, nel senso, comunque io non credo che ci sia un inevitabile, cioè credo che ci sia una prospettiva dove noi possiamo pensare che verso la quale ci stiamo muovendo, però credo che poi alla fine non succede mai l'inevitabile. C'è sempre la contingenza che prende il sopravvento, e questo vuole dire, e questo anche rispetto alla questione del digitale, perché una cosa di cui il digitale ha bisogno per funzionare è mantenere lo status quo, è costruire un'infrastruttura che tiene fuori qualsiasi contingenza e qualsiasi imprevisto. E infatti laddove funziona molto bene è dove questo processo di esternalizzare l'imprevisto è più semplice, no? Per esempio appunto la logistica, cioè i grandi capannoni della logistica di Amazon, l'imprevisto è totalmente cancellato, se non fosse che poi i lavoratori cioè c'è un altissimo livello di incidenti sul lavoro in questi posti dove appunto il mondo viene esternalizzato, se non nella forma delle ferite dei lavoratori. Quindi il punto, secondo me, importante da segnalare è il fatto che noi non possiamo pensare di vivere in un mondo in cui la contingenza e l'imprevisto è estromesso, che sarebbe l'unico mondo nel quale potremmo lasciare le chiavi, di cui potremmo lasciare le chiavi all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale si nutre di stabilità e di prevedibilità e anche di proiezione del passato sul futuro. Queste sono le caratteristiche, diciamo, fondamentali su cui fa leva. Allora, un altro aspetto di cui non abbiamo parlato, ma che secondo me è importante in questo contesto rispetto a quello che lasciamo, è pluralità, pluralismo, molteplicità. Cioè noi non possiamo pensare che un'unica tecnologia ci risolva tutti i problemi del pianeta. Questo è impensabile ed è distruttivo, perché se c'è una caratteristica di cui che gli umani hanno come forza, è la reattività all'imprevisto e il fatto di sapersi riaggiustare. Se invece questa capacità gli viene tolta perché in realtà l'esperienza del mondo che loro fanno è tutta mediata attraverso questa infrastruttura dell'esclusione della contingenza, questo a lungo andare dissolve quella capacità di reazione che invece è proprio quello che fa sopravvivere le persone. Ho letto stamattina di questa notizia di questi 4 ragazzini che sono sopravvissuti 40 giorni, il più grande aveva 13 anni nella giungla più a un incidente aereo, no? E là loro perché sono sopravvissuti? Sono sopravvissuti perché la nonna gli aveva insegnato come si vive dentro cosa si può mangiare, come ci si può difendere dagli animali, ma quella lì è una cosa della contingenza, cioè è un'abilità di stare nell'imprevisto. Ed è quello che ha permesso ai ragazzini di sopravvivere ed è quello che permetterà a noi come collettività, come umanità di sopravvivere, solo se accetteremo l'imprevedibilità del contesto. In fondo la vita ha a che fare con l'imprevisto e l'imprevedibilità e l'inatteso, e invece il capitale ha bisogno di stabilità, anche se si nutre delle crisi a condizione che queste crisi mantengano fisso lo status quo. Ed è su questo che secondo me si gioca il futuro.
Grazie e chiudiamo questa serata. Voglio soltanto così chiudere con una suggestione che mi è venuta dalla lettura del filosofo Yuval Noah Harari, e sperando, come dice lui, che il genere umano e in particolare la classe lavoratrice non faccia la fine dei cavalli, non dei cocchieri delle carrozze, che si sono riciclati in taxisti con l'avvento dell'automobile, ma alla fine dei cavalli, che sono diventati sostanzialmente o inutili o così oggetto ludico-ricreativo oppure carne da macello. Io mi auguro invece che tutto sommato si riesca a trovare una strada per uno sviluppo e un cambio, diciamo, del modello, del paradigma. Naturalmente affidiamo gran parte poi di queste diciamo, azioni alle nuove generazioni, dovendo però guidarle con responsabilità, perché il problema della sostenibilità fonda le sue radici sulla responsabilità nostra, di chi adesso, diciamo, è nella fascia adulta e che quindi può ancora governare in qualche modo i processi. Ringrazio Pier Giorgio Ardeni, ringrazio Teresa Numerica e in particolare ringrazio il pubblico in sala. Buona serata a tutte e a tutti.